Apriamo la Bibbia, vogliamo leggere pochi versi nel Nuovo Testamento, un'epistola di Paolo, la prima che ha scritto ai Corinzi. Prima Corinzi, capitolo 5, leggeremo dal verso 6 al verso 8. Prima Corinzi, capitolo 5, dal verso 6 al verso 8. Amen. Credo che siano proiettati i versi. Alleluia. Prima Corinzi, capitolo 5, dal verso 6 fino all'8. A Dio sia la gloria, inizio la lettura. Il vostro vanto non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Amen. Accomodatevi. Fin qui la lettura della parola del Signore. Celebriamo la festa. Non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Sincerità e verità facciano parte della mia vita, della tua vita, in Cristo. Amen. Gloria al Signore. Questa epistola scrive Paolo a questa chiesa in Corinto che si vantava perché abbondava di doni spirituali, ma mancava di tante altre cose, per esempio di coerenza. All'inizio del capitolo leggiamo: si ode addirittura affermare che vi è tra voi fornicazione. Una tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, fra i pagani. Altrove è scritto che addirittura litigavano tra loro, si facevano dei processi, si denunciavano, eppure si vantavano perché abbondavano di doni spirituali. E l'Apostolo Paolo ha modo di dire a questa chiesa che chi non ha amore, hai doni spirituali ma non hai amore, sei come un cembalo che suona, fa rumore, ma dimmi a cosa serve? Gloria al Signore. È una chiesa che comunque Paolo ama in quanto servo di Dio, e Paolo interviene con l'autorità che gli è stata data dal Signore, ma interviene soprattutto con la parola. La parola ci insegna. Amen. La parola ci induce alla disciplina, all'ubbidienza, alla sottomissione. Amen. La parola ci invita ad onorare la parola. È vero? La parola vivente, Cristo il nostro Signore. Amen. Alleluia. E qui in questi versi che abbiamo letto, probabilmente ha scritto questo passo, questa porzione della lettera verso il giorno di Pasqua, no? E dice: il vostro vanto non è buono, non vantatevi, non abbiamo niente da vantarci. E parla del lievito. Il lievito è un elemento che condiziona l'impasto della pasta, lo fa crescere, lievitare, una reazione chimica. E da un punto di vista spirituale il lievito viene paragonato alle cose carnali, no? Noi, essendo nelle mani del Signore, siamo diventati una nuova pasta. È vero? Ha fatto tutto nuovo il Signore. Amen.
Alleluia, però non facciamo che in questo impasto facciamo noi, mettiamo del lievito, no? Delle cose esterne del mondo per far vedere un'apparenza senza sostanza. Amen. Gloria al Signore. Gli ebrei non usano il lievito, ancora oggi. Mangiano pane azimo, cioè solo la farina e l'acqua, elementi semplici. Alleluia. E dice l'Apostolo Paolo: purificatevi del vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, perché Cristo ha fatto un'opera in voi. Amen? Quindi l'intervento di Cristo c'è stato nella vostra vita. Non rendiamo vano l'intervento di Dio in noi. Amen? Amen. Alleluia. Oggi il mondo ricorda la Pasqua e Paolo parla proprio della Pasqua, perché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Tutto ciò che significa la Pasqua, l'Apostolo Paolo la raffigura nella persona di Cristo. Amen. La parola Pasqua significa passaggio. Passare da una condizione, un posto, ad un altro posto, no? Passaggio. Alleluia. Mi trovavo a casa di una famiglia e la mamma di un'amica di mia figlia ha fatto tante di quelle domande in 5 minuti, mi ha bombardato di domande, no? Ma voi non celebrate la Pasqua, la ricordate? Ma Cristo è risorto per un attimo, aspetta che ti rispondo. Ho detto: la Pasqua è importante. La Pasqua è Cristo. Ma cosa serve ricordare la Pasqua come liturgia se poi non si è persone nuove? A cosa serve partecipare a una Via Crucis quando dentro di te non hai realizzato che Cristo è veramente risorto? Amen. Cristo è la nostra Pasqua. Amen. Alleluia. Nonostante questo, la Pasqua è importante. Io gli ho detto: guarda, per me è sempre Pasqua, ogni giorno, perché so che Cristo è vivente e vive in me. E ringrazio il Signore per quello che ero, per quello che Egli ha fatto nella mia vita. Ascoltava, forse ha capito, forse no, non lo so, però era attratta da quello che gli dicevo. Ogni giorno è Pasqua. Cristo è la mia Pasqua. Giovanni Battista, quando vede Gesù, non posso dimenticarlo. Dice davanti a tutti: ecco l'agnello di Dio. Ecco la Pasqua. Lui è la Pasqua, la nostra Pasqua. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Quindi celebriamo la festa, ma non con vecchio lievito, ma con qualcosa di essenziale, di semplice, che Cristo richiede: sincerità e verità. Amen. Alleluia. Si deve essere sinceri interiormente. Non accettare Cristo, manifestare a tutti e dire a tutti che sei un credente, sei un cristiano, quando odi il tuo prossimo, sparli. Non va bene. Amen. Cristo è vivente, è risorto e vive in noi. Vive dentro di noi. Amen. La Pasqua è stata istituita da Dio. E c'è un legame tra Cristo e la Pasqua. Cristo rappresenta la Pasqua che è stata istituita da Dio, e lo vediamo quando, dove? In Esodo capitolo 12. Lo vogliamo vedere insieme leggendolo. Esodo capitolo 12. È l'ultima piaga.
Ho visto il film. Hanno fatto un film pure, sì, tanti Netflix film. hanno fatto una serie dove fanno vedere. Una bella storia, gloria a Dio, ma è una storia che ha un valore e un significato profondo. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Amen? Quindi è stata istituita la Pasqua in quello che per il calendario ebraico è il primo dei mesi. Inizia qualcosa di nuovo. Tutto il vecchio è passato, tutto nuovo è. Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Amen? Gesù è l'agnello di Dio. Ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa, e se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo immolerà al tramonto. Poi si prenda del suo sangue e si metta sui 2 stipiti dell'architrave, della porta della casa dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte, si mangi arrostita al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare. Queste erbe amare ci ricordano l'amarezza, il dolore di Cristo. Il tramonto, si dovrà mangiare al tramonto, perché quando Gesù ha reso lo Spirito si fece buio, fu tramonto. Vedete? L'accostamento. Cristo è la nostra Pasqua. E l'Egitto cosa rappresenta se non il mondo, il peccato, la morte, la schiavitù? Cristo è la nostra Pasqua. Siamo passati dall'Egitto, dalla morte, dal peccato, alla salvezza eterna, alla vita, dal buio alla luce. Amen. Cristo è la nostra Pasqua. Passaggio. Alleluia. Il vostro agnello sia senza difetto. Aveva difetti Gesù? L'agnello puro e immacolato, senza peccato. Gloria a Dio. Poi si prenda del suo sangue e si metta sui 2 stipiti e sull'architrave della porta della casa dove lo si mangerà. Il sangue di Gesù deve essere nel nostro cuore. Amen? Così il peccato passerà oltre, il salario, il frutto del peccato, la morte, passerà oltre. Perché nel nostro cuore c'è il sangue di Gesù, che ci ha lavati, ci ha purificati. Alleluia. E se ne mangerà la carne di quella notte. Si mangia arrostito al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare. Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco, con la testa, le gambe e l'interiore. E non ne lasciate nulla che avanzi fino al mattino. E quello che ne sarà rimasto fino al mattino bruciatelo con il fuoco. Lo mangerete in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, cioè pronti per andarsene. E con il vostro bastone in mano, mangiatelo in fretta, è la Pasqua. Alleluia. Pronti per andarcene. Amen. Amen. Noi dobbiamo essere pronti per andarcene. Amen. Nel cielo. Alleluia. Pronti.
Gloria al Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. Amen. E quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. E quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Alleluia. E non ci sarà piaga su di voi per distruggervi quando percuoterò il paese d'Egitto. Alleluia. Quel giorno sarà per voi un giorno da commemorare. Lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno. Amen. Lo celebrerete di età in età come una festa di istituzione perenne. Alleluia. Amen. Alleluia. Poi dice: per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà reciso da Israele. Alleluia. E il primo giorno avrete una santa convocazione, e una santa convocazione il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario, e ciascuno per mangiare e non altro. Osserverete dunque la festa degli azimi, poiché in quello stesso giorno io avrò tratto le vostre schiere fuori dal paese d'Egitto. Osserverete dunque quel giorno di età in età come un'istituzione perenne. Amen. Quindi per gli ebrei, vedete, è qualcosa di importante. Amen. Alleluia. Per chi conosce Cristo è ancora più importante. Amen. Gli ebrei riconoscono che Dio li ha liberati dall'Egitto, ricordano che erano schiavi e Dio ha dato loro libertà e ha dato loro una terra. Il credente, il cristiano ricorda che cosa? Che viveva nel peccato, schiavo del peccato, ma avendo accettato Gesù come personale Salvatore e il suo sacrificio sulla croce, è passato da quella condizione una condizione diversa. È diventato figlio di Dio, Amen. erede di Cristo, Amen. erede di Dio e coerede di Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Dalla morte al peccato, alla vita, dal peccato alla salvezza. Gloria al Signore. Per questo il richiamo che fa Paolo alla Chiesa di Corinto è importante. Ricordatevi che Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata. Alleluia. Vivete in modo disordinato, vivete come credenti nel peccato. Ricordatevi che Cristo, la nostra Pasqua, si è immolata per noi. Alleluia. Quindi pensate al sacrificio di Gesù, cambiate rotta, abbandonate il peccato. E io voglio dire, serviamo il Signore con coerenza. Vogliamo avere timore e rispetto di Dio. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci aiuti, Dio ci benedica. Alleluia, e faccia in modo che in ognuno di noi possa veramente realizzarsi quella consapevolezza che oggi è Pasqua, domani lo è anche, Alleluia. e dopodomani Pasqua, e dopodomani ancora è Pasqua, Alleluia. è sempre Pasqua. Alleluia, così come è sempre Natale, perdonatemi. Gesù non fa il compleanno, è sempre esistito. Amen. In eterno, ab eterno è scritto in un salmo, tu sei Dio. Di età in età, dall'eternità, dalle origini ancora prima, da sempre, tu sei Dio. Amen. È vero? Gesù non fa il compleanno, ma il Natale è importante perché si ricorda che cosa? Che Gesù è venuto tra gli uomini. Amen. Ma è venuto e non l'abbiamo ricevuto. Amen? È sempre Natale perché c'è presente dentro di noi. Amen. Amen? Dio ci ha liberati dalle liturgie, ma non abusiamo della libertà che abbiamo per dimenticarci che la nostra vita deve essere conforme alla parola del Signore. Amen. Amen? Amen.
non facciamo della libertà che abbiamo qualcosa per dimenticarci che Cristo ci chiamerà un giorno a rendere conto di come lo abbiamo onorato, servito e testimoniato. Amen? Alleluia! E quindi quel giorno vogliamo comparire davanti a Lui senza biasimo, no? Alleluia! Senza vergogna, ma con gioia. Amen. Sapendo che siamo imperfetti, lo siamo stati durante il percorso, ma soprattutto nella nostra vita ci siamo sempre presentati a Dio con sincerità e con verità. Perché Dio è spirito. Amen. E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. La sincerità del cuore è qualcosa di essenziale. Non vuol dire perfezione, sincerità. Signore, io sono come mi vedi. Ma ti prego, Padre, guardami attraverso Gesù. Alleluia. Io ho accettato Gesù. E quando un giorno il Signore ci chiamerà, noi entreremo non per i nostri meriti, ma per i meriti di Cristo Gesù, il Signore. Il suo sangue deve essere nel nostro cuore. Dio deve vedere il sangue del mio figliuolo davanti. Entra, benedetto dal Padre mio, un giorno ci dirà Gesù. C'è il mio sangue nel tuo cuore. Entra, benedetto dal Padre mio. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo apprezzare il dono che Dio ci ha fatto. Amen. Siamo scontenti a volte della vita che viviamo. Ripeto, perché desideriamo tante cose, ma tutto passa. Tutto passa. Le ricchezze passano. Se desideri una cosa, magari non ce l'hai, ma sappi che quello che desideri di materiale passerà. Tutto passa. Ma la grazia di Dio, l'amore suo, quello non ci lascerà mai. Amen. Possiamo fare a meno di tante cose. È vero? Guardate, Gesù non aveva una casa dove posare il proprio capo. Qualcuno lo ospitava, ma lui dormiva fuori con i suoi discepoli. E qualcuno che gli ha detto: ma io voglio seguirti, Signore. Guarda che le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno il nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Sei sicuro di seguirmi? Fa come non avessi detto nulla, grazie. Seguire il Signore è qualcosa di molto più profondo, di più bello e di più importante. La nostra gioia, la nostra felicità deve essere Cristo che vive in noi. Amen. Non deve essere sulla tua casa, sul conto in banca, sulla macchina. No, tutte queste cose passeranno, credimi. Le macchine belle potranno essere incidentate. E finisce lì la macchina bella. Conto in banca, un giorno il governo potrà pensare, togliamo tutti i soldi, potrà succedere. E poi finisce la tua gioia. La mia gioia non finisce mai, perché è Gesù. Lui è vivente, vive in eterno, ancora oggi vive e vive in me. Amen. Amen. E vive in te se tu lo vuoi. Alleluia, Cristo, la nostra Pasqua è stata immolata. Quindi, Corinti, il vostro vanto non è buono. Studiamoci come piacere a Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.